inchiesta scatta 1 anno e mezzo fa. Per la prima volta un poligono militare viene messo sotto sequestro. I tecnici della procura entrano nelle zone vietate. Trovano resti di ordigni a terra e nei fondali a largo dell'isolotto di Quirra. Individuano le zone dove venivano fatti brillare enormi quantitativi di armi dismesse. Guardate, nelle immagini l'area in questione è quella bianca, dove non c'è traccia di vegetazione. Ecco quello che ci ha detto il procuratore Domenico Fiordalisi, che coordina le indagini. Abbiamo scoperto alcune situazioni che adesso sono al vaglio del giudice. Di inquinamento, alcune situazioni di inquinamento ambientale o di grave pericolo per la pubblica incolumità a seguito dell'inquinamento che si era stratificato nel corso degli anni. Abbiamo una discarica di rifiuti militari pericolosi che abbiamo scoperto, abbiamo l'utilizzo di sostanze radioattive in alcuni numerosi missili che erano state disperse nell'aria, quindi nel terreno, e questa stessa sostanza radioattiva, il torio, è stata poi rinvenuta nelle ossa dei pastori, della maggior parte dei pastori deceduti. Sono state trovate delle nanoparticelle e soltanto le esplosioni, appunto militari in questo caso, producevano questo tipo di metallo. Sono state segnalate 167 situazioni di tumori, di leucemie, di persone che hanno frequentato quest'area, hanno avuto, cioè, di cui almeno un centinaio poi di queste persone sono purtroppo decedute. Che cosa è avvenuto? Che cosa è stato sperimentato da quello che vi risulta in queste zone? Insomma, si parla dei missili Milan. Si parla di questo missile anticarro che diffondeva il torio nell'aria. Torio che è ben più pericoloso dell'uranio impoverito, proprio perché ha un processo di decadimento che moltiplica l'emissione di particelle alfa, cioè di quelle particelle che ledono entrambe le elicoidali del DNA e quindi producono più facilmente delle malformazioni sugli esseri viventi. Cosa avveniva all'interno del poligono? Che cosa vi risulta oltre al Milan? È avvenuta per molti anni questa attività di smaltimento di rifiuti, tra virgolette, di Stato che determinava un pericolo per i centri abitati vicini.